Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Oggi siamo nuovamente all'interno della nostra cara e amata mappa. Allora, proprio in questo istante sono riuscito a completare una missione che era appunto in coda da parecchio tempo. Sono riuscito a ottenere due edifici per l'intrattenimento gratuiti. E vediamo adesso che cosa posizionare. Io direi di mettere una taverna vicino alla nostra zona turistica. Eccola qua, vediamo di metterla qua giù vicino all'hotel, 125 di efficacia, e di mettere una nuova spiaggia qua giù, che ce n'è una sola. Andiamo avanti. Allora, ho visto che questa serie vi sta piacendo, siamo riusciti quasi a completarlo, ormai il programma nucleare è stato posizionato, gli operai stanno posizionando appunto i loro attrezzi qui nel cantiere per costruirlo, stanno arrivando nuovi soldi direttamente dalle nostre grandi esportazioni. Vediamo cosa fare. La felicità è sempre in bilico, come potete vedere. Le abitazioni sono scadenti. Più che scadenti, no. Una buona parte sono ottime. Il problema è che sono insufficienti, ecco. Allora, vediamo se qui le persone iniziano ad arrivare. 4 famiglie su 12, una famiglia su 12. Vediamo un po'. Ecco, se a questo livello si può... Ecco, perfetto, si inizia... Benissimo, facciamo anche qualche altra casa popolare proprio qua giù. Non mi va, voglio costruirle immediatamente, non mi va di aspettare, pure se pago qualcosa in più, però almeno ce le abbiamo subito. Case di campagna, spendiamo questi soldi così, altrimenti qua non finiamo più. Chiesa, qua ci sono addirittura altre case di campagna. Investiamo un po' questi soldi nelle abitazioni. Ecco, adesso il numero dei senza tetto dovrà diminuire drasticamente. Presidente, come sai è solo la Ok, le esercitazioni militari tra poco arriveranno. Vediamo un po', ecco, la felicità sta... 203 senza tetto, teniamo a mente questo numero, 203 senza tetto. Un'altra casa popolare, vediamo dove la possiamo aggiungere. Ecco, alcune adesso le dobbiamo aggiungere anche da queste parti, perché ci sono anche... c'è una nuova zona di lavoro, mettiamone una qua. E case di campagna ce ne sono parecchie, un'altra e la possiamo mettere anche qua. Un altro gruppo di case popolari qua giù. E vedere un po' cosa succede. Nuove missioni, ragazzi. Nuove missioni, ormai ce ne sono. Secondo i miei calcoli possiamo... Ok, un aeroporto. Siamo stati anche molto fortunati che si sono accavallate diverse missioni. Perché non si lavora? Manca dell'oro, giustamente. Qui la miniera è ancora ferma. Purtroppo gli operai l'hanno interrotta. Vediamo se arriva qualche altra nuova imbarcazione. Ancora un'altra missione. Presidente, temo che la... Oh, un attimo. Allora, stanno arrivando nuovi soldi, 58.000 dollari, perfetto. Vediamo qua, meglio non mettere niente come supervisore. Tanto qua 66%. Voglio costruire la miniera d'oro subito, perché altrimenti siamo fregati. Miniera d'oro modernizzata. E vediamo se possiamo prelevare un po' di oro. Qua stiamo attenti che per adesso... Possiamo bloccare la produzione per il momento? Ah no, perfetto. Allora. Qua c'è un bel po' di oro. Per adesso l'oro lasciamo perdere un attimo. Finiamo queste abitazioni qui. Costruzione rapida. Qua ce n'era un'altra costruzione rapida. Qua che avevo messo una caserma. No, qua costruzione rapida no. Riduce il costo di tutti gli edifici residenziali. Sì, emaniamo questo editto, così le case popolari vengono a costare nulla. Case ancora qua. Case ancora qua giù. Perfetto. Vediamo un po'. Case normali le possiamo collocare anche... Anzi no, case normali no. Finiamo queste case popolari. 1 e 2 e 3. Il budget, ragazzi, è sempre lo stesso. Ecco. Volete che lo abbassi ancora di più? Vediamo. Basta così a livello di case popolari. Adesso ci sono, ne abbiamo messe tante. Mettiamo anche un altro appartamento qui nel centro della città. Un altro qua ancora. 1 e 2 per accogliere altre persone. E le case adesso ci sono, Purtroppo qua la raffineria inquina un po' l'atmosfera. Ok. Vediamo un po' come sta andando.
Ecco, altre famiglie vanno. Vediamo il numero dei senza tetto, è diminuito drasticamente a 159. Stiamo continuando così, perfetto. Programma nucleare, ragazzi, 86%. Tutti i nostri operai si stanno dedicando a quest'opera. Qui c'era una torretta di guardia che dovevamo innalzare. La fabbrica di ruote, di veicoli come va? Ok. Qua un bel po' di oro lo stiamo producendo, perfetto. Presidente, incombe una... Porta aerei finita. Stiamo facendo adesso cosa qua? A livello di ricerca lo spazio. Perfetto, programma spaziale. Finito, ragazzi, il programma nucleare. Intanto Ancora una volta sei riuscito a abbiamo vincere. vinto e vai. Il popolo esulta anche perché i soldati lo costringono a farlo. Insomma, sono tutti felici. Io, ragazzi, continuerei a giocare. La vittoria è arrivata. Comunque, nonostante la difficoltà politica molto alto e la difficoltà economica alto, siamo riusciti a vincere la partita. È stato abbastanza difficile, però ce l'abbiamo fatta. E io direi di continuare finché non arriviamo ai tempi moderni e finché non ci stanchiamo, diciamo, della partita. Mettiamo qua un ufficio di trasportatori. Ma mi avete detto anche di migliorare le strade. Ma perché possono essere migliorate? Io non credo. Le strade non possono essere migliorate. Cioè, non è come su SimCity che si seleziona la strada e si migliora, no? Qua non si possono migliorare le strade. Qua si migliorano se si collocano degli edifici di un certo tipo vicino alle strade. Automaticamente. Tanto l'hotel di campagna è stato ultimato. Io, ragazzi, continuo finché non arriva all'era moderna e completo, diciamo, tutto. Vediamo di arrivare anche al budget di $300.000. Mettiamoci anche quest'altro obiettivo in mente. Budget di $300.000 da adesso in poi. 2 nuovi edifici militari. Presidente, le tue azioni sono state così arrischiate e ignobili che... Più militaristi sull'isola. Ai prossimi soldi emaneremo l'editto esercitazioni militari. Ah no, tutte le squadre saranno più efficaci. Confermiamo. Altro editto completato. Sono infuriato. Non posso credere. Vediamo l'attacco ribelle. Ecco che arrivano i ribelli direttamente dal mare. Vediamo che cosa vogliono fare. Che cosa hanno selezionato. Io qua metto pure una base militare. Ho paura, qua c'è troppo nucleare. Possono distruggere la centrale e farci davvero male. Eccoli qua, sono direttamente sotto il palazzo. Però hanno preso di mira dei ranch bestiame. Non è che è un grosso problema. Qua però quest'oro si deve muovere, 976 cittadini. $21.000 arrivati. Un altro ufficio dei camionisti, altro lavoro. Qua facciamo delle case. Una casa popolare per quelli che lavorano qui. $8.000, $13.000. Allora, se non sbaglio, per passare all'era moderna... Sono molto felice che tu abbia... Programma nucleare. Ma il programma nucleare ce l'abbiamo. Tempi moderni. Possiamo costruire tutti gli edifici, tutte le tecnologie... E se non sbaglio si sono aggiunte delle nuove superpotenze. Vediamo se ho ragione. E infatti ecco, era qua. Unione Europea, Cina, Medio Oriente, Russia e Stati Uniti. Quindi adesso la storia è diventata più interessante, perché adesso ci sono più editti. Come potete vedere ne abbiamo tantissimi e tantissimi nuovi edifici. Sicuramente possiamo fare di tutto e di più. Finalmente la modernità è arrivata a Tropico. Quanto l'ho aspettata. Tavole da surf migliori, chirurgia plastica, costumi da bagno alla moda, ottimi cocktail e soprattutto una nuova cultura del viaggio, dell'avventura e del sogno. Con tutte queste novità sembra di essere di nuovo negli anni 60. Sì. Siamo, ragazzi, nell'89. Sono passati tantissimi anni dall'inizio di tutto. Allora, potenziamo. Io voglio potenziare bene questa gioielleria. L'officina consuma meno materie prime. E adesso vi ricordo che dobbiamo anche diversificare un po' la nostra economia, perché prima o poi tutte queste riserve di petrolio finiranno. Sì che qua ce n'è ancora un po', però prima o poi finirà tutto a livello, ecco, minerario e a livello petrolifero. Quindi dobbiamo potenziare il nostro apparato turistico, sicuramente. Infatti iniziamo adesso che abbiamo i soldi, perché se poi finiscono siamo fregati. Facciamo un bello stadio. Questo è spettacolare, guardate qua.
un bello stadio che fornisce intrattenimento ai cittadini più agiati. Aumenta per ogni stadio presente sull'isola. Facciamo una bella strada qua intorno per, come dire, aumentare anche la bellezza nelle vicinanze di questa zona. Qua delle ville per aumentare ancora la bellezza. Perfetto. Poi aggiungeremo il nightclub. Ah, intanto i ribelli stavano combattendo. Qua l'aeroporto adesso selezioniamolo come obiettivo principale. Nuova missione. Presidente, credo che 10 edifici. Quanti ne abbiamo? i militaristi sono conquistati dalla tua grande Ragazzi, mettiamo un sacco di militaristi sull'isola, perché se non sbaglio è una delle fazioni dalla quale siamo amati. Ci sono un sacco di votanti, quindi potete vedere al potere dello Stato, nazionalisti e globalisti, 436 votanti. Quindi dobbiamo farci amare anche dai globalisti. Stato di polizia, economia pianificata. Allora, la milizia io la toglierei. Ecco qua. Più che milizia adesso metterei qualcosa di più interessante. Esercito di professionisti, efficacia molto elevata. Ecco qua. Cambiamo ed emaniamo la nuova Costituzione. Adesso i globalisti... No. Dov'è? I globalisti dovranno... Ecco. Ah, pure l'esercito di professionisti gli dà fastidio. Io ho tolto... Vabbè, lo volevo fare già da prima, esercito di professionisti, perché mi piaceva di più. Qua mettiamo un generale, no, la gente. E vabbè, qua tutta questa roba in costruzione, ragazzi, ci dobbiamo muovere. Le case qua popolari si stanno riempiendo piano. Questa è vuota, ragazzi, guarda, è vuota. Questa è piena. Qua, vediamo un po'. Vabbè, la chiesa devono finire qua. 7, 1, 0 case vuote, completamente vuote. Mentre gli appartamenti che abbiamo messo, alcuni si sono riempiti, altri no. Dico, questa storia delle case è sempre un'incognita. Allora, vediamo qua. Programma nucleare è qua pronto, perfetto. Qua abbiamo anche la centrale che sta producendo abbastanza. Abbiamo pochissimo uranio purtroppo. Qua ne abbiamo solo 9032. Se finisce l'uranio, ragazzi, siamo non lo so, siamo perduti. Vediamo qua che c'è carbone, carboxite. Questo il ferro non lo stiamo consumando completamente. Quasi 63.000 dollari, 77.000 dollari, 12. Vediamo se troviamo un'altra miniera di qualcosa. Di uranio soprattutto, perché è quello che ci serve per alimentare le nostre centrali. Dobbiamo porre rimedio. Mi sa che dovremmo comprarlo. Che dobbiamo comprarlo da fuori. Per forza, è l'unica cosa. 84.000 dollari. Eh sì. Qua petrolio ce n'è? 11.000. Ah! Possiamo mettere i condotti metallici per aumentare le riserve. Adesso lo facciamo subito. Sì, ci siamo dedicati, ecco, a tante cose. Perfetto. Generiamo pure gas naturale in base al numero di piantagioni e fattorie idroponiche nell'area. Oddio, area. Non è che ha... Attenzione. Ho un'idea brillante, presidente. Pur vincere... Una forza nemica sta invadendo l'isola. Attenzione, ragazzi, con i carri armati. Con i carri armati. Oh, siamo finiti. Così attaccano questi senza motivo. E allora dobbiamo... Ah, vogliono attaccare questa base militare. E anche cosa? Abbiamo 8.000 dollari. Intanto potenziamo i nostri... Qua, condotti metallici. Il petrolio è la nostra linfa vitale praticamente. Perché se lo perdiamo sprofondiamo nei debiti. Quindi... aggiungiamo qua condotti metallici. Ecco, adesso ci siamo. Con questi soldi io collocherei una bella portaerei. Mettiamola per esempio qua. Ragazzi, facciamo un attimo di pausa. Fuoco a volontà consente ai piloti di sparare anche quando il missile serve danni di... No, quale vittime civili? No, ancora. Che la portaerei... Ecco che partono i jet del presidente. Vediamo se riescono a gettare 2 bombe. Forza. Questi sono soldati commandos, sono, attenzione. Come mi sta l'uniforme? Pure i nostri sono commandos. Le donne impazziscono per le uniformi.
Meno male che ho attuato quel procedimento. Ragni tropicali giganti. Pure i ribelli, non so se ci attaccano. L'Unione Europea ci manda dei soldi. Se ci attaccano anche. Se ci attaccano anche i ribelli durante questo periodo di battaglia, di guerra, siamo finiti, eh. Qua mettiamo un'altra caserma. Facciamola subito. Anche se durante l'attacco ribelle non si può. I jet qui del presidente cercano.